Il nostro interesse è avere quanto prima un governo nel pieno delle sue prerogative. Chiede un governo stabile la Camera del Lavoro per affrontare una crisi senza precedenti. Attraverso la proroga del divieto dei licenziamenti, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e della cassa Covid, perché non possiamo in alcun modo pensare che il 31 di marzo saremmo fuori dalle secche. Situazione che viene confermata dal bollettino socio-economico del Veneto con il PIL regionale del 2020 sceso del 9,3% quando la media italiana è del 9,1%. Del resto i settori più colpiti dalla pandemia sono due eccellenze venete come il turismo e la moda. Crollano i consumi meno 11% eppure gli investimenti meno 9%. Ovvio che in termini occupazionali siano in tanti a rischiare. Sono a rischio parecchie decine di migliaia di posti di lavoro in Veneto, tra i 40 e i 50.000 vedendo le tendenze anche degli ammortizzatori sociali utilizzati nella nostra regione in questi mesi. Questa è la fotografia scattata nel corso delle iniziative per i 110 anni della CGIL di Treviso, dove lo stesso leader Landini, tramite videomessaggio, ha evidenziato l'urgenza del momento storico. Mai come adesso c'è bisogno di ridare forza e valore al lavoro, combattendo la precarietà, mettendo al centro la qualità e l'intelligenza delle persone.